Buonasera a tutti. Abbiamo visto le volte scorse come si sviluppi questa prospettiva di cambiamento che verrà chiamata poi illuminismo, come a voler dire di voler illuminare la realtà che in precedenza veniva considerata una realtà oscura. In particolare si considerava oscuro tutto ciò che veniva dal Medioevo e successivamente anche dalla Controriforma, quella che poi venne messa in atto dopo la rivoluzione protestante, quindi dopo la seconda metà del XIX secolo. Il nodo delle idee dove nasce? Beh, innanzitutto nasce, come abbiamo accennato, di fronte alla crescita di una classe sociale che è la borghesia. Borghesia significa abitanti della città, in sostanza, i cittadini, i quali hanno una visione della vita che è diversa di quella delle campagne, logicamente. Il contadino non ha la possibilità di accedere a certe cose che invece il borghese, che solitamente è un commerciante o comunque un possessore di terre o comunque è in una posizione di ricchezza materiale, invece può fare. E ovviamente quando si ha abbastanza di ricchezza materiale, su che cosa si investe? Si investe sulla cultura, si investe sull'istruzione. Per cui i borghesi incominciano proprio ad istruirsi e a frequentare le università, mentre in precedenza questo se lo poteva permettere soltanto chi aveva, diciamo, sangue nobile oppure chi apparteneva alla classe ecclesiastica. Quindi ben pochi erano coloro che, diciamo, dalla società civile, chiamiamola così, potevano accedere all'istruzione. Il fatto di accedere all'istruzione e quindi anche poi di esercitare delle professioni che fossero coerenti con questa istruzione, per esempio i medici, gli architetti, gli ingegneri e altri, portava ad un certo non solo benessere materiale evidente, ma anche ad un benessere culturale, chiamiamolo così. Per cui queste persone istruite, queste persone che si sentivano pronte anche ad affrontare tutto quello che è il complesso della società e della società anche politica, chiamiamola così, che cosa fa? Incomincia a incontrarsi. E dove si incontrano? Si incontrano nel caffè. Dobbiamo pensare che a partire dalla seconda metà del Seicento, più verso la fine del Seicento, di verità, incomincia a diffondersi in tutta Europa la moda del caffè, non tanto della bevanda, quanto del luogo in cui ci si ritrova, in cui soprattutto la borghesia a ritrovarsi. Diciamo che il popolo si ritrova invece nelle osterie. Quindi da una parte c'è l'osteria del popolo, dall'altra invece è qualcosa di più che è il caffè. E il caffè è un luogo dove non solo si consuma, diciamo, le bevande che offre, ma è anche un luogo dove ci si trova e ci si confronta con le idee. Quindi è dal caffè che incominciano a nascere le idee di riforma, le idee di cambiamento. E questo titolo del caffè, questo nome di caffè, viene dato giustamente ad un giornale che Pietro Verri, un pensatore milanese, fa uscire regolarmente con delle riflessioni su quello che è il momento storico e soprattutto la conduzione della società e proponendo delle riforme. Quindi a Milano si forma
almeno per quanto riguarda l'Italia, il nucleo più importante di questa società che vuole riformarsi, di questi illuministi, li chiameremo dopo, che vogliono cambiare la società. E si esprimono appunto in questo periodico che si chiama Il Caffè, ma anche frequentano il caffè. Che cosa vuole esattamente Pietro Verri? Beh, Pietro Verri innanzitutto vuole delle riforme. Vuole delle riforme che siano, diciamo, soprattutto di natura legale, di natura legata alla giustizia. Perché? Perché il problema fondamentale, ieri come oggi, è quello proprio di assicurare alla persona, ai cittadini, che lo Stato sia giusto, che li giudichi attraverso la separazione dei poteri, quello che si chiede, attraverso la separazione dei poteri ci siano dei giudici che abbiano a cuore l'equilibrio e soprattutto l'applicazione della legge. Quindi la prima richiesta che gli illuministi, ma in particolare Verri, fa in una situazione in cui è nella Lombardia austriaca, perché Milano nel Settecento è austriaca, cosa chiede? Chiede che ci siano dei tribunali, che ci siano dei giudizi più che altro giusti. Giudizi giusti che significa soprattutto eliminare quelli che sono, lui li chiama, i dolori dell'ingiustizia. Ma se questo fatto appunto è importante, naturalmente che cosa è che più emerge da questo quadro di ingiustizia? Che c'è soprattutto una pratica della tortura che veniva applicata ancora dal Medioevo in poi, e quindi Verri rifiuta prima di tutto la pratica della tortura e prevede, ecco, che le pene siano delle pene equilibrate. Gli viene in aiuto un nome che certamente ricorderete dalla scuola, Cesare Beccaria. Cesare Beccaria che scrive sul caffè, anche lui invece è torinese ma scrive a Milano sul caffè, il quale esce con un libro, è famoso, dei delitti e delle pene. Quindi che cosa voleva dire Beccaria in appoggio alle idee del Verri? Voleva dire appunto che il sistema giudiziario fino allora era soprattutto punitivo, crudele, e quindi bisognava che ci fossero delle leggi che avessero come caratteristica soprattutto il rispetto della persona, il rispetto dell'uomo. Quindi è un impegno molto forte quello che chiedono questi scrittori e analisti milanesi che si ritrovano nei caffè di Milano e anche sul caffè, la rivista appunto di cui sono redattori. Ma oltre a questo, oltre all'aspetto giustizia, Verri e i suoi compagni anche esaminano il problema dell'economia politica, della società che deve essere una società aperta, una società non più chiusa, una società che abbia la capacità di uscire da quelle che sono i suoi limiti, ma che ha anche il coraggio della riforma. Ma come fare la riforma? Siamo ancora in uno Stato assolutista. Avevo già accennato a questo, no? Quindi l'assolutismo che impedisce le riforme, perché è sostanzialmente uno Stato conservatore. L'Austria lo era e lo erano anche gli altri stati
che d'Europa. Ebbene, il Verri non è che rinneghi il potere dell'imperatore o il potere di quelli che sono i governi dell'Europa. Non li rinnega, anzi, ha l'intuizione di dire che se vogliamo fare delle riforme, devono essere fatte dal sovrano, dal re. Quindi da qui poi ci saranno delle richieste di Costituzione e via dicendo, per cui il re diventa il demiurgo cosiddetto, cioè il mediatore, diventa il mediatore delle riforme dello Stato. Il popolo purtroppo non può farlo perché è ancora legato appunto ad una condizione di inferiorità, ma il re, il sovrano, l'imperatore, lo può fare e soprattutto Verri troverà anche questa corrispondenza in Giuseppe II d'Austria e soprattutto ovviamente in Napoleone Bonaparte più tardi. Ma chi sono questi personaggi che noi troviamo nella categoria, chiamiamolo così, degli illuministi? Allora abbiamo detto già che appartengono alla classe sociale della borghesia, quindi sono delle persone che hanno studiato e che sono, diciamo, persone ricche. Sono persone ricche che cercano di trovare una riforma sociale, come abbiamo detto, per che cosa? Per cambiare, per dare un ricambio a quello che era la vita degli stati. Quindi la loro funzione non è tanto quella di un riformatore strettamente politico. Loro si presentano come filosofi. Che cosa significa filosofo in quella stagione del 1750, più o meno, 1740? Essere filosofo non è quello che noi pensiamo, oppure che era il filosofo antico che se ne stava là, pensava, elaborava i suoi pensieri, spesse volte anche astratti, e quindi veniva accolto proprio per la sua diciamo, capacità di essere soprattutto un esperto di questioni spirituali, chiamiamole così. Quindi di dare spiegazione alla natura, all'uomo, alla vita quotidiana. Il filosofo che prepara ed è illuminista, invece, è qualcuno che la filosofia la fa pratica. Cioè il pensiero dei filosofi ha una immediata traduzione, possiamo dire così, nella realtà, nella società. E qual è il mezzo per poter comunicare questo pensiero alla società? Perché ovviamente allora non avevamo né televisione, né radio, né molti giornali. Poi non tutti sapevano leggere e scrivere, non tutti potevano leggersi i giornali di Parigi o di Milano o di Vienna. Allora, la spiegazione di questo fenomeno illuminista diventa qualcosa di ricerca di un mezzo per poter comunicare. E l'ispirazione viene da Londra, come sempre. L'Inghilterra è sempre avanti dal punto di vista, abbiamo visto l'altra volta, dal punto di vista economico, e anche dal punto di vista dei contenuti e dei mezzi. A Londra c'era un certo Chambers, mi pare si chiamasse, il quale a metà del Settecento aveva pubblicato un libro che aveva chiamato Enciclopedia. E che cosa si proponeva? Si proponeva di far conoscere a chi non lo sapeva
quello che era lo sviluppo e il progresso dell'umanità in quel momento. Perché il Settecento, al di là degli aspetti appunto il Rococò e il Barocco e via dicendo, aveva fatto dei grossi progressi in economia, in scienza, in tecnologia. Quindi questo inglese in Inghilterra fa questo libretto, chiamiamolo così. E l'idea viene colta da un francese che si chiamava Denis Diderot. Denis Diderot viene a sapere di questo e gli si illumina la testa, dice benissimo, abbiamo la possibilità di anche noi trasmettere il sapere umano attraverso delle pubblicazioni e quindi illuminare tutte le nazioni su quello che è il sapere che fino ad ora abbiamo raggiunto. La chiamerà questa opera, un'opera tra l'altro stampa grossa, no? Ampia, come un lenzuolo, diciamo così, no? Perché doveva contenere, allora non c'erano i formati più piccoli della stampa. E, allora incomincia a mettere assieme degli scrittori. Siamo verso il 1767 e chiama i suoi amici. Chiama i suoi amici, 146 pensate, e cominciano a scrivere ciascuno di loro quella che si dice una voce, cioè un argomento di questa enciclopedia. Che cosa significa enciclopedia? Enciclopedia significa innanzitutto una parola di origine greca che significa ciclo educativo completo. Cioè si propone l'enciclopedia di dare una completa visione di quello che è il sapere. Noi abbiamo idea dell'enciclopedia perché magari abbiamo la Treccani, abbiamo visto altre enciclopedie, non so, la Motta, la Rizzoli e via dicendo. Ci sono diverse enciclopedie, quelle che magari ci venivano a vendere casa per casa. E quella è la nostra idea, no? di enciclopedia, cioè di qualcosa, un insieme di libri che in qualche modo fossero pesanti anche, no? di lettura, di utilizzo. No? Tant'è vero che qualcuno danaroso si serviva, no? di queste enciclopedie per metterle sullo sfondo e non aprirle nemmeno, ma per farsi vedere che era intellettuale. No, noi siamo invece qui in una enciclopedia che significa proprio una istruzione completa di quello che è il punto del sapere umano. E l'origine della parola nasce in età ellenistica, quindi nell'ambiente di Alessandria d'Egitto, di Roma. Perché? Perché a un certo punto c'è nel primo secolo d.C. uno scrittore romano che si chiama Varrone, il quale mette assieme quelle che sono le caratteristiche delle cosiddette 7 arti liberali per scrivere appunto un saggio sulla loro consistenza e sui loro contenuti. Quindi questa aspirazione a raccogliere tutto quello che si sa, quella che è la conoscenza e la scienza umana, era molto antica. Pensate, se poi andiamo nel Medioevo, addirittura avevamo noi qui in Italia Piccolo della Mirandola che sapeva tutto. Oggi sarebbe un po' difficile sapere tutto. Ma c'erano queste aspirazioni a mettere assieme tutto ciò che contribuiva a dare dell'uomo una dimensione di sapiente, in questo caso filosofo,
perché filosofia che cosa significa? Significa amico della sapienza, della scienza. E soprattutto l'ispiratore di questi scritti, di questi interventi che vengono fatti da questi oltre 126 scrittori, viene da Francis Bacon. Francis Bacon è uno scrittore inglese del Seicento che sottolineava il fatto, nei suoi pensieri, appunto, di fare non solo una rivoluzione politica, sociale, ma anche fare una rivoluzione scientifica, cioè dare spazio alla scienza. In qualche modo anche Galileo da noi nello stesso periodo aveva la stessa aspirazione, cioè di far dominare la realtà da criteri scientifici. Quindi Diderot con il suo amico D'Alembert, che era un matematico piuttosto, si mettono al lavoro, trovano un editore compiacente perché il costo era molto alto e nel 1751 esce a Parigi il primo dei 17 volumi di questa enciclopedia. L'enciclopedia che naturalmente cercano di spiegarlo per chi dovrebbe comprarla. Quindi cosa dicono? Dicono che questo è un dizionario ragionato però, attenzione, cioè non è un buttar giù tutte le cose che mi vengono in testa, ma è un dizionario ragionato delle scienze, delle arti, dei mestieri. Quindi una anche spiegazione già nel titolo che ci permette appunto di capire che cosa c'è all'interno. E ci sono delle difficoltà economiche effettivamente a portare avanti questo progetto, perché i successivi volumi non solo hanno gli scritti, ma anche hanno una cosa importante che servirà poi anche per le pubblicazioni successive, hanno anche le immagini, non le fotografie ovviamente, ma hanno le cosiddette tavole. E le tavole sono delle spiegazioni visibilmente di quello che è il contenuto dello scritto. Quindi anche lì si fa una rivoluzione. E evidentemente però per questo tipo di elaborazione grafica devono fare delle tavole incise su rame e quindi poi raffigurare tutto ciò che spiegano nel testo. E quindi questa pubblicazione ha la sua fortuna, ma anche ha la sua, diciamo, avversione da parte di chi governa allora lo Stato, in parte, e soprattutto da parte della religione, perché evidentemente in questo scibile, no, la religione ha una parte molto limitata. La parte scientifica, Diderot segue la parte letteraria, mentre la parte scientifica viene seguita da un altro studioso, di cui vi ho accennato il nome, è D'Alembert. D'Alembert ha una formazione matematica. La matematica che cosa serve allora nel sapere? Serve a dare l'esattezza dei dati, ma anche a mettere la misura sulla quale poi sviluppare la critica. Sviluppare la critica perché se qualcosa non va, non tornano i conti, si potrebbe dire, ecco che i matematici sono impegnati a dire guardate che state sbagliando. E questa opera incomincia a interessare soprattutto anche
i librai parigini poi, no? Perché ha un grande successo, quindi viene diffusa in parecchie copie. E arrivano anche i nomi illustri, perché non solo Diderot e D'Alembert seguono il progetto, ma anche troviamo Voltaire, Voltaire che era il nome d'arte, di penna di François-Marie Arouet, che era un filosofo ormai affermato, e come lui anche Montesquieu, Rousseau, Beaufet, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questo grande numero di collaboratori, ma anche qualificati, e soprattutto molto tessuti in quella che era la società francese. Ma non solo la società francese, ma anche con collegamenti esteri. Per esempio Voltaire era di casa alla corte di Federico il Grande di Russia. Ma che cosa a un certo punto blocca la stampa dell'enciclopedia? Perché Diderot non solo si dedica all'enciclopedia, ma anche si dedica ai cosiddetti livelli. Perché all'epoca il letterato che voleva protestare non è che scendesse in piazza come si fa oggi, scriveva delle proteste, chiamiamole così. E Diderot scrive, dà dei ciechi a delle espressioni che coloro che appunto sono legati alla Chiesa, e in particolare ai Gesuiti, dà dei ciechi ai Gesuiti. Lo Stato interviene perché evidentemente lo Stato autoritario era al servizio anche della religione, quindi era il braccio armato della religione, il braccio secolare si diceva, quindi lo arresta e ferma anche la stampa dell'enciclopedia. E su questo si trovano alleate tutte le varie forze, diciamo, religiose della Francia di allora. Però la simpatia che ha quest'opera, anche a livello nobiliare, anche a livello di corte, tutti coloro che in qualche modo avevano guardato con curiosità e con interesse allo sviluppo di questo progetto, gli permette di uscire di nuovo, quindi di continuare il suo lavoro. E soprattutto abbiamo il legame di alcuni collaboratori, come vi ho accennato, per esempio con Federico di Prussia, che viene chiamato anche lui il re filosofo. E Voltaire, vedremo poi nello specifico nelle prossime lezioni di questo personaggio molto, molto interessante, Voltaire aveva scelto di abitare nelle vicinanze di Ginevra, in Francia, ma nelle vicinanze di Ginevra, perché? Perché in caso di pericolo scappava in Svizzera, no? Tanto aveva degli scritti molto, molto, diciamo, urgenti, e soprattutto era attento a che ci fosse anche con lui una evidente e sempre presente misura di tolleranza della giustizia. Quindi ci sono continue lettere, continue opere, per cui l'enciclopedia viene accompagnata anche da una sorta di impegno civile, non solo impegno culturale, ma anche impegno civile. C'è la censura, ma anche la censura non riesce a, diciamo, estinguere questa impresa, no? Questa impresa che va avanti e anche riesce ad essere condannata dal Parlamento di Parigi, e anche i librai che l'avevano diffusa vengono privati appunto
della possibilità di vendere questo libro. Però, che cosa succede? Succede che, proprio perché da tutta l'Europa c'è l'interesse su quest'opera, questi libri finiscono in tutta Europa. A Ginevra, a Lucca, a Livorno, a Berna e via dicendo, vengono ristampati. Quindi le stamperie di queste città e anche di altre città ancora ristampano quello che era stato stampato la prima volta a Parigi. Quindi c'è questa, l'enciclopedia, è la prima opera che viene diffusa a livello europeo. Quindi c'è l'attenzione a questa concatenazione di conoscenze, di mettere insieme tutto ciò che è sapere, perché gli enciclopedisti, questi filosofi anche detti, che cosa hanno come finalità? Sono convinti che la stagione in cui loro vivono è la migliore stagione che ci possa essere per lo sviluppo dell'umanità. E dice Diderot, vi leggo un brano di Diderot perché capiate appunto quello che è il suo pensiero. Dice: possa la cultura generale progredire in modo così rapido che fra 20 anni su 1000 delle nostre pagine resti impopolare appena un rigo. I padroni del mondo devono affrettare questa felice rivoluzione. Attenzione che appare la parola rivoluzione. Felice il tempo in cui avranno compreso che la loro sicurezza consiste nel comandare uomini istruiti. I grandi attentati sono sempre stati commessi solo da ciechi fanatici. Oseremmo lamentarci delle nostre pene e rimpiangere i nostri anni di fatiche se potessimo vantarci di aver appena corretto quello smarrimento dell'intelletto che è così contrario alla quiete della società e di aver spinto i nostri simili ad amarsi, a sopportarsi e infine a riconoscere la superiorità della morale universale su tutte le morali particolari che ispirano l'odio e il disordine e che infrangono o rilassano la solidarietà generale. Sembra scritta oggi, perché sono dei principi che valgono per tutti, sono dei principi che ci mettono di fronte al fatto che abbiamo bisogno di persone istruite, che abbiamo bisogno non di fanatismo, ma di ragionare. Quindi l'enciclopedia ha una attualità estrema. È chiaro che è ferma al 1700, ma il suo spirito, quello che contiene, quello che la ispira, è appunto quello di cambiare il mondo, di cambiare il modo di ragionare e di ragionare attraverso una conoscenza diffusa del sapere. Quindi non solo si aspettano questi enciclopedisti, questi filosofi, di migliorare dal punto di vista economico e sociale, benessere materiale, quello che noi oggi abbiamo raggiunto, ma vogliono un rinnovamento morale e politico. E questo fatto viene sottolineato soprattutto in quella che viene chiamata come la presentazione di quest'opera. Nella presentazione di quest'opera si parla dei padri nobili, oltre a Bacon, a Newton, a Locke, a Kant. Abbiamo tutta una serie di padri nobili, qui si aggiungono poi anche Galileo e Cartesio per la sua esperienza matematica, no? Quindi c'è una lotta molto dura, anche poi dal punto di vista del pensiero, contro il dispotismo che alimenta in quel momento l'autorità. Cioè l'autorità deve essere qualcosa di accettato, di condiviso, di
diciamo così, partecipato dalle persone. Cioè non disconoscono l'autorità del re, però dicono no al dispotismo. Perché il dispotismo, che cosa è? È una figura, è un essere del potere che è qualcosa che va al di là di quelli che sono i limiti che si può permettere ad una legge naturale. Quindi si va, ecco, esattamente verso la concezione di una legge naturale. E qui entra in campo soprattutto Rousseau. Rousseau che con il suo pensiero vuole riportare l'uomo allo stato di natura. Vuole riportare l'uomo a quella sua ingenuità, se vogliamo chiamarla così, a quel suo modo di vivere assai semplice, assai, diciamo, lontano dalle tentazioni materiali che ne fanno appunto un servo praticamente, perché ha bisogno della materia per poter vivere. Quindi c'è questa caratteristica, no? Che contraddistingue non tutti gli illuministi, evidentemente, ma solo Rousseau. E quindi, soprattutto da Lambert, partendo sempre dalla giustizia, partendo sempre dalla necessità di rendere giustizia alle persone, passa a quello che è il nodo di tutte le varie discussioni politiche che ci sono ancora oggi, cioè la moralità. Cioè la moralità che deve nascere nella coscienza delle persone. Cioè la tecnologia, la scienza, tutto questo devono portare ad una moralità che abbia appunto a cuore i diritti dell'uomo. E qui si parla di diritti. Quindi il sapere è soprattutto una forma di elevazione morale e non solo, diciamo, materiale, non solo concreta dell'uomo. Quindi se c'è un rinnovamento morale è necessario che lo sia in tutti i campi, nel campo economico, sociale, nel campo filosofico, ma anche in campo religioso. In campo religioso, e qui si va a toccare evidentemente quella che era la Chiesa della Controriforma. Quindi è necessaria il confronto appunto con la Chiesa che aveva, se vogliamo, allora il monopolio anche della morale. Quindi gli enciclopedisti non disprezzano il lavoro materiale come si accusa, no? Ma dicono va bene il lavoro materiale, ma anche dobbiamo dare spazio all'umanesimo, quindi al valore dell'uomo, alla cultura dell'uomo, e a quelle che sono le arti liberali, che sono quelle della cultura normale, e soprattutto le arti meccaniche. Perché? Perché la tecnologia, oggi la chiameremo noi, è importante per lo sviluppo della società. Noi oggi siamo appunto in questo bivio tra dare molta importanza alla tecnologia e assai poco a quella invece che è lo spirito umanistico. Ma soprattutto le arti e i mestieri diventano importanti nel testo dell'enciclopedia, vengono illustrate con precisione. Perché? Perché Diderot cosa fa oltre a scrivere, oltre a viaggiare? Va anche nei laboratori degli artigiani. Va nei laboratori degli artigiani a vedere come funzionano le loro macchine.
per imparare non solo come si usano, ma anche per tradurre in scritto quello che la macchina fa. Quindi ci sono dei contenuti, direi appunto moderni, perché si frequentano laboratori, si frequentano artigiani, si legge i testi dei pensatori precedenti, quindi c'è un'attenzione appunto a tutto questo spirito che potremmo chiamare industriale. L'industria allora era un'industria diciamo elementare, potevamo chiamare diciamo l'industria artigianale, però aveva le tecniche e le tecniche affascinano appunto i pensatori che aderiscono al progetto del CIP. Ma qual è allora l'effetto dell'enciclopedia, oltre a diffondere il sapere? Beh, innanzitutto, oltre a diffondere la cultura, abbiamo la possibilità di rinnovare anche la mentalità della gente comune, un po' più difficile, ma soprattutto la mentalità dell'intellettuale di professione, perché i borghesi si possono permettere di fare gli intellettuali di professione. E quindi la battaglia polemica che viene ad accompagnare la redazione della enciclopedia è una battaglia polemica che comporta appunto una desiderio, una finalità di rinnovamento della mentalità comune. E dunque, allora, che cosa è necessario fare secondo i filosofi che collaborano a quest'opera? Innanzitutto abbiamo da rivendicare il diritto alla ragione di critica, di verifica di ogni forma di sapere. Cioè la ragione deve essere messa in moto, deve essere messa in attività per sviluppare uno spirito critico. Criticare per costruire, ovviamente, non per distruggere. E poi, soprattutto, verificare se il sapere in un certo campo è un sapere che è giustificato ed è probabile. Quindi il dogmatismo che allora aveva la religione, oggi è tutto il contrario, non esistono più i dogmi. Ma allora c'era appunto nel cristianesimo, proprio per difendersi dai protestanti, c'era il dogmatismo che imperava. Quindi la chiusura assoluta a delle variazioni, a delle diversità di pensiero rispetto a quello che era il pensiero ufficiale della Chiesa. Quindi, che cosa producono allora i filosofi illuministi? Un razionalismo che priva, diciamo, la fede, chiamiamola così, di quelli che sono gli aspetti dogmatici, tutto quello che è l'apparato della Chiesa, che la Chiesa ha costruito, no? nei secoli, per arrivare ad un semplice deismo, che poi, tirato agli estremi, diventerà il culto della dea ragione. Quindi la dea ragione che i rivoluzionari francesi onoreranno è in effetti già prevista, quasi precostruita nel deismo di Diderot e dei suoi amici. Quindi viene rifiutato ogni aspetto finalistico, cioè ogni aspetto che conduca a produrre
prove di tipo teologico, e invece si dà spazio alla intelligenza ordinatrice, cioè l'intelligenza dell'uomo che ha delle sue conoscenze, che ha delle sue radici della conoscenza, del modo di vivere dell'uomo, della natura, è quello che darà ordine alla natura. Perché la natura ha bisogno, appunto, di avere dell'ordine. E quindi allora si spazia nella cosiddetta matematica, no? La matematica che diventa quindi conto e regolarità di leggi. E da lì il passaggio al materialismo è molto diciamo, vicino. Per cui, dopo i primi filosofi, ci saranno quelli appunto che arriveranno a definire la loro filosofia non più spiritualista, ma decisamente materialista. Quindi ci sono questi aspetti che poi avranno uno sviluppo futuro. Per esempio, negli studi giuridici, per esempio, in quello che può essere l'aspetto solidale della vita pubblica di ciascuno di noi. Il progresso, l'equanimità dello sviluppo del progresso. Quindi i contenuti dell'enciclopedia, su cui certamente torneremo anche nelle prossime lezioni, sono dei contenuti che hanno una grande varietà di ispirazione e hanno anche delle conseguenze, diciamo, molto, molto importanti, per esempio in giustizia. Abbiamo già parlato di Berri e di Beccaria in Italia sulla giustizia, ma anche in Francia. Ci sono scritti, soprattutto di Voltaire, che invitano, ecco un'altra parola che esce dal vocabolario degli illuministi, e invitano alla tolleranza. Cioè tutte le idee, tollerare significa attendere, ricevere il contributo di tutte le idee senza, diciamo, condannarne nessuna. Quindi tollerare significa permettere a tutte le idee di esprimersi. Quindi il valore della tolleranza diventa un valore principale, quindi non solo nella legge, ma anche un valore nella conduzione umana quotidiana. Poi si sottolinea anche, per esempio, il valore del progresso. Cioè il progresso non è negativo, ma è positivo, perché ha un contenuto morale, ha un contenuto ragionato, e che quindi può essere il progresso può essere anche qualcosa di applicabile a quelle che sono le realtà umane, a tutte le realtà umane. Quindi dalla scienza si può passare anche alla politica e al pensiero. Quindi questo insieme di scritti, questo insieme di pensieri, questo insieme di contributi che viene dato dall'enciclopedia, evidentemente è un qualcosa che finirà per stupire anche le persone che accedono a questi libri, perché riscopriranno appunto qualcosa di stupefacente, qualcosa di mai sentito. La ragione quasi qualcuno la paragona agli effetti della grazia cristiana, altri pensano che sia una grande passione per la ragione, no? Cioè il ragionare, il filosofico, lo spirito filosofico diventa, sempre ovviamente nella classe dei privilegiati, no? di questi borghesi, diventa qualcosa di diffuso, e quindi da lì
si passa a considerare, anche in funzione di candidatura, diciamo così, alla guida della società, si passa a considerare, per esempio, come l'uguaglianza, abbiamo già parlato l'altra volta del valore dell'uguaglianza, come l'uguaglianza non sia soltanto un principio astratto, ma l'uguaglianza risieda nella natura dell'uomo. Quindi il diritto naturale, il diritto dell'uguaglianza e soprattutto anche una condotta economica dello Stato e della persona legata appunto ad un principio equo, ad un principio equilibrato. E quindi il cittadino diventa simbolo di libertà. Cioè colui, chi è il cittadino? Non solo è l'abitante della città, evidentemente, ma il cittadino è colui che assume la responsabilità di una sua, diciamo, la politica oggi, no? Di una gestione dell'aspetto della vita pubblica. Quindi il cittadino diventa una persona che ha i suoi diritti e i suoi doveri nel nome dell'uguaglianza. E dunque il miglior governo qual è? Allora, secondo questi filosofi, il miglior governo è quello composto dai filosofi. Ed è qui che un po' magari ci si può sbagliare quando si giudica l'illuminismo politico, diciamo così. Nell'antica Grecia c'era una diffidenza verso i filosofi di come governare. Infatti c'è anche questa famosa commedia, no? Delle nuvole, dove i filosofi avevano la testa delle nuvole. Però in effetti il filosofo del Settecento non è il filosofo greco che se ne stava appunto nelle nuvole. Il filosofo del Settecento è qualcuno che vive nella società sua contemporanea. E dunque questo è importante perché l'enciclopedia appunto ha il fondamento di essere un'opera che aiuta la persona, il lettore, che aiuta a conoscere, ma non solo a conoscere, ma anche a prendere coscienza di quello che è, anche a prendere coscienza di quelle che sono le realtà economiche, sociali e materiali anche. Quindi questa anche capacità che hanno i pensatori che contribuiscono all'opera diventa subito molto attraente per i lettori. Basti pensare che anche in Italia si incomincia a tradurre l'enciclopedia ben prima che venga finita. Quindi questo spirito enciclopedico si diffonde rapidamente, chiaramente sempre negli ambienti culturali. Ed è uno spirito che pone evidentemente le basi del pensiero moderno, della società moderna. Quindi la borghesia chiede di partecipare al governo dello Stato per dare allo Stato la sua razionalità. Il governo dello Stato, secondo D'Alembert e gli altri suoi colleghi, era in quel momento, proprio perché è uno Stato dispotico, proprio perché è uno Stato autoritario, il governo dello Stato era contrario alla ragione. Quindi i borghesi chiedono di entrare nello Stato per dare il loro contributo come portatori della ragione, della razionalità. E quindi, oltre alla razionalità, che cosa si afferma? Si afferma quello che viene chiamato il metodo scientifico. Cioè, prima di fare un'osservazione, questa osservazione deve essere provata. Deve essere provata attraverso che cosa? Attraverso il metodo sperimentale.
cosa non nuova evidentemente, ma adesso diventa un metodo sperimentale che viene applicato a tutte le scienze e a tutte le affermazioni che si possono fare. Ma soprattutto abbiamo quella componente essenziale, di cui dicevamo, abbiamo detto più volte, che è costituita dallo spirito critico. La critica, crisis, significa passaggio. Non è un termine, i greci non hanno usato la crisi come un termine negativo, come noi oggi pensiamo, no? Noi oggi solitamente diciamo quando siamo malmessi sono in crisi, no? La crisi è un momento di passaggio, è un momento di crescita, è un momento di sviluppo. E questo sistema, questo modo di concepire il termine crisi viene assunto ovviamente dagli illuministi, i quali fanno crescere lo spirito critico. Che cosa significa spirito critico? Significa che io analizzo i fatti, analizzo le cose ed esprimo una mia opinione secondo ragione. E allora, se è la ragione che dà una critica, se questa critica poi diventa una critica storica, una critica che è fondata anche per una riforma futura o presente, è chiaro che cosa diventerà importante? Diventerà importante sempre più l'istruzione. L'istruzione e soprattutto quella che è la libera espressione di un'opinione. Quindi libera espressione di un'opinione che certamente non viene nascosta all'interno di quella che è la composizione della enciclopedia. Quindi stasera abbiamo visto questo fenomeno, appunto di questi libri, di questi 17 libri, che hanno cambiato il mondo. Che hanno cambiato il mondo perché con i loro contenuti hanno fatto in qualche modo prendere coscienza che c'è il sapere e che il sapere è importante ed è un fattore di sviluppo per la società ed è un fattore di sviluppo per la persona. Quindi la dignità della persona, la sua libertà e evidentemente anche ugualmente la possibilità della persona di assumere le sue responsabilità nella vita civile e nella società. Quindi libri fondamentali, se noi oggi andiamo a guardarli, andremo a guardare soprattutto la bellezza di queste pagine, perché dovete immaginare con queste incisioni, con queste belle pagine, ma al di là della bellezza delle pagine, quello che contava allora era il contenuto, e il contenuto era decisamente, come sostenevano loro, rivoluzionario. E vedremo la prossima volta alcuni autori fondamentali, perché quando noi andremo a conoscere Voltaire, andremo a conoscere Rousseau, soprattutto i due eminenti, vedremo come il loro pensiero ha influenzato la nostra società e ancora oggi noi dobbiamo fare riferimento a loro per fare una cosa. Quindi questa era la favolosa enciclopedia e spero che effettivamente ci sia anche oggi la volontà non di raccogliere tutto lo scibile, perché sarebbe impossibile, ma soprattutto di dare spazio all'istruzione e di dare spazio allo spirito critico, che è fondamento di qualsiasi libertà. Bene, ci sentiamo allora alle 5 la prossima settimana. Grazie e a risentirci.